Buongiorno, buongiorno a tutti, domenica 18 ottobre, sono le 12.02, ci ritroviamo insieme per il nostro consueto appuntamento, tutti i giorni, domeniche comprese, per così fare un po' il punto della situazione, di quello che accade in Veneto, vedere i nostri servizi, quelli preparati dalle varie redazioni e per ovviamente anche un po' concentrarci sugli aggiornamenti legati al Covid. Una notizia importante è quella che è in corso da alcuni minuti, una riunione a Roma tra il governo e le regioni in vista del nuovo decreto che verrà annunciato pare in giornata, e l'incontro con le regioni è decisivo anche, immagino, per limare alcuni degli articoli di questo decreto, per ascoltare anche le regioni, ci auguriamo che sia così, e quindi diciamo concordare l'eventuale provvedimento che dovrebbe essere approvato in giornata dal Consiglio dei Ministri. Quindi questa è sicuramente la notizia del giorno, un incontro, quello tra Stato e Regioni, al Stato nel senso inteso di governo, al quale partecipano anche alcuni ministri, i ministri ovviamente più coinvolti dalla questione coronavirus e quindi anche di conseguenza più coinvolti dagli eventuali provvedimenti restrittivi che verranno presi. Diciamo un incontro che è iniziato, stavo guardando per essere più preciso, attorno alle 10, ecco, quindi sono circa un paio d'ore che governo, regioni ed enti locali sono già al lavoro. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha convocato questo vertice, sono presenti anche il ministro dell'università Manfredi, il commissario dell'emergenza Arcuri, il ministro della salute Speranza, la ministra della scuola Azzolina, la ministra dei trasporti De Micheli e il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Insomma, ne sapremo di più tra alcune ore. Vediamo se sì, sono presenti ovviamente i presidenti delle varie regioni, Fontana, Toti, immaginiamo che sia presente anche il governatore Zaia. Ci sono anche i dati relativi alla notte sul coronavirus in Veneto, i dati arrivati da Azienda Zero, purtroppo c'è ancora un'impennata di casi, 394 per la precisione in più durante la notte, il dato più alto a Vicenza con 111, Treviso 99, poi seguono le altre province, 75 Padova. I ricoveri sono un po' sempre un dato che ci interessa perché insomma tutti gli scienziati dicono che è un dato significativo, quello dei ricoveri, in particolare in terapia intensiva, per capire l'andamento del virus. Ci sono 27 ricoveri in più segnalati, anche se io non li so interpretare, per carità, da scienziato. Vedo che però c'è un 18 su Vicenza e quindi gli altri sono distribuiti 1, 2, massimo 5 a Valdagno negli altri ospedali, quindi questo 18 su Vicenza può darsi anche che sia legato al fatto che sono stati registrati dei casi vecchi tutti insieme. Posso immaginare che sia così, anzi speriamo che sia così. Per quanto riguarda le terapie intensive invece non ci sono variazioni rispetto a ieri sera, c'è uno 0 nella variazione, e purtroppo però ci sono 3 decessi che sono certamente troppi, anche uno solo è troppo. Ci sono poi i dati relativi agli isolamenti, quindi alle quarantene, chiamiamolo così. In isolamento domiciliare in Veneto ci sono attualmente 13.809 persone, di cui 3.100 a Treviso, 3.000 a Venezia, 2.900 a Verona, 1.700 a Vicenza e poi a scendere 1.231 a Belluno, che sono tanti, e 1.207 a Padova, tanti ovviamente legati alla proporzione, diciamo, con i residenti. Insomma, questo è un po' il quadro dei numeri, freddi numeri che però poi cercheremo di interpretare e vedremo se arriveranno anche delle valutazioni da parte degli scienziati. Ieri giornata importante in Veneto anche perché il presidente Zaia ha formato la nuova giunta, una giunta formata da 8 assessori e non 10 come era stato annunciato, un segnale, ha detto Zaia, che si vuole lanciare ai cittadini, un po' anche di risparmio, non esagerare con i costi, e sono 8 assessori tutti di grande esperienza. Facciamo un po' il riassunto, anche perché è certamente una notizia che sarà importante
importante per la prossima legislatura, quindi per i prossimi 5 anni. Sentiamo il servizio sulla nuova giunta del governatore Zaia, un servizio di Filippo Fois. Io sono molto preoccupato, e guardate che gli indicatori economici che abbiamo non sono positivi. C'è disoccupazione, c'è conflitto sociale, c'è difficoltà, abbiamo l'aumento della povertà. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ovviamente il governo deve fare la propria, e approfittando di questi 209 miliardi di recovery fund che devono essere destinati veramente a misure consistenti e solide e non ad assistenzialismo, se no è finita. La terza giunta regionale sotto la presidenza di Luca Zaia nasce in uno dei periodi più difficili nella storia recente del Veneto. Di questo ne sono coscienti tutti a Palazzo Balbi. Gli assessori, 3 donne e 5 uomini, firmano per l'accettazione dei decreti di nomina con deleghe che per la maggior parte saranno sostanzialmente uguali al quinquennio precedente. Rispetto a 5 anni fa mancano Gianluca Forcolini e Giuseppe Pan, ma il nuovo ingresso è solo lo iesolano Francesco Calzavara, con deleghe a finanze e bilancio. Una riduzione di assessori, spiega Zaia, al passo con l'austerity del periodo. Ho fatto questa scelta sapendo che il momento non è facile, partiamo con 8 assessori, non con 10, sono tutte persone che sono esperte da un punto di vista amministrativo e quindi non perderemo tempo. Viviamo con ansia lo sblocco della possibilità di licenziare, sappiamo che abbiamo già perso 60.000 posti di lavoro, il Covid ha dato una mazzata anche ai nostri territori, dobbiamo lavorare pancia a terra. La prima giunta è convocata già mercoledì alle 12, il primo obiettivo è l'approvazione del bilancio. Vicepresidente Elisa De Berti, riconfermata assessore ai trasporti. Assieme a lei ci sono Giampaolo Bottacin, Ambiente e Protezione Civile, Federico Caner, Turismo e Agricoltura, Cristiano Corazzari, Cultura, Sport e Sicurezza, Elena Donazzan, Lavoro, Istruzione e Formazione, Manuela Lanzarin, Sanità e Servizi Sociali e Roberto Marcato, Attività Produttive e Commercio. Nessuno le ha detto di no, ma tutti sono preoccupati. Sì, sono preoccupati perché gli assessorati sono dei macigni, sicuramente non sarebbero stati assessorati affrontabili da un neofita, da chi viene dalla società civile e comincia a cimentarsi. Per quanta esperienza possa avere uno, che so, essere un grande manager o altro, se non conosce la macchina rischia che in un momento come questo ci vuole un periodo di adattamento che noi non ce lo possiamo permettere. Vi do anche una notizia positiva, cambiamo argomento perché la vendemmia si profila buona nonostante agosto e settembre piovosi e bizzarri in Val Policella, la vallata veronese riconosciuta a livello mondiale patria di grandi vini. Quindi una vendemmia, quella del 2014 fu tremenda, ma poi invece quella di quest'anno, viene ricordato, potrebbe essere molto valida, nonostante fino a 2 mesi fa si pensava addirittura a un dimezzamento del fatturato. Invece la flessione non sarà così grave, quindi insomma segnali incoraggianti. Questo per quanto riguarda la vendemmia, quindi sono una notizia completamente diversa da quelle che stavamo affrontando, però andiamo a sentire fra i vari assessori, riconfermati quasi tutti, c'è solo un volto nuovo che è quello di Calzavara, ex sindaco di Jesolo. Dicevo, fra i vari assessori, chi è stata riconfermata con le stesse deleghe, cioè quelle legate alla formazione, all'istruzione, ma anche al lavoro, con tutte le vertenze che in questo periodo, in questi anni si sono susseguite, è Elena Donazzan. Allora andiamo un po' a sentire le parole del ministro bassanese. Sono fiera invece del fatto che si sia sottolineato un lavoro di tutta la squadra, perché poi il risultato del Presidente è un risultato straordinario, come è stato ben detto e va riconosciuto nella storia. Però c'è anche un gioco di squadra e i ruoli di questi assessori. Quindi il poi affidare di nuovo a me, in questo caso, delle deleghe che sono certamente delicate, il tema del lavoro non mi ha mai visto restare indifferente neanche in questo momento in cui non potevo anche non essere l'assessore, perché i cittadini, chi perde il lavoro non è che ti sta chiedendo quali sono i giochi della politica, quanti spazi un partito ha o quanti dovrebbe averne, no, non è così. I veneti ci hanno premiato tutti per l'efficienza e la serietà. Queste le parole di Elena Donazzan, una degli assessori
confermati da Luca Zaia. Dicevo che è in corso dalle 10 circa un incontro tra il governo e le regioni, perché oggi è la giornata del DPCM, quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe varare nuove restrizioni per cercare di fermare l'aumento dei casi di Covid-19 che insomma ci preoccupa tutti e che è in corso da alcune settimane. Filtra qualche dichiarazione, in particolare quella del ministro della scuola Azzolina, che dice: la scuola in presenza è fondamentale per tutti, dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado, cioè gli studenti che dovranno affrontare l'esame di maturità. Questa è la posizione ribadita nel corso dell'incontro con le regioni, almeno questo è quanto filtra. E sempre l'Azzolina dice: non si può pensare di fare didattica a distanza a tutte le ultime classi delle scuole superiori che hanno la maturità. Lo avrebbe sottolineato parlando con le regioni e gli enti locali. La ministra avrebbe aperto a più didattica a distanza, ma solo dove ci sono criticità, quindi cercare il più possibile di salvaguardare la didattica in presenza, cioè con i ragazzi a scuola. Dove ci sono delle criticità, a quanto pare, invece il ministro è disponibile, pronto ad attivare la cosiddetta didattica a distanza. Per quanto riguarda le università, invece, c'è anche qui una dichiarazione del ministro Manfredi, il ministro dell'università, che dice: le università sono luoghi sicuri, la didattica è già al 50% a distanza, le lezioni sono controllate e l'uso della mascherina e il distanziamento c'è già, tutto è stato programmato con protocolli specifici e la massima attenzione, impossibile fare di più all'università. Quanto avrebbe detto, e questo quanto avrebbe detto nel corso della riunione con le regioni, gli enti locali e i colleghi di governo il ministro dell'università Gaetano Manfredi. Avrebbe fatto notare che è più sicuro stare in facoltà per gli studenti rispetto a fuori, dove non c'è controllo delle distanze e a volte nemmeno l'uso di mascherine, quindi è quasi quasi meglio stare in classe con i controlli che ci sono e con il rispetto delle regole, piuttosto che rimanere, diciamo, in giro, cioè per le strade delle città. Probabilmente questo è vero, e comunque insomma gli sforzi del mondo dell'istruzione li abbiamo visti tutti. Poi si può essere d'accordo o meno, possono bastare o meno, ma insomma gli sforzi ci sono. Sono le 12:14, ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con altri servizi, parliamo di Covid ma parliamo anche di altri argomenti, turismo eccetera, ci vediamo tra un attimo. Come vi avevo anticipato, una pausa veloce, siamo tornati con voi, sono le 12:15, domenica 18 ottobre, staremo insieme fino all'1 per riassumere quello che sta accadendo o che è accaduto nelle scorse ore in Veneto. Abbiamo visto prima i dati arrivati relativi alla notte, relativi al Covid, poi ve li mostrerò nuovamente tra qualche minuto. È in corso un incontro tra il governo e le regioni per decidere meglio i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere varato adesso, cioè subito dopo, quindi entro la giornata. Abbiamo detto che è partita la terza giunta Zaia, ieri nominati gli assessori, e che l'unica novità è Francesco Calzavara, ex sindaco di Jesolo. Per lui la delega a patrimonio e bilancio, lo sentiamo anche, appunto è l'assessore nuovo, diciamo, anche se non è nuovo come esperienza amministrativa di questa giunta. Il volto nuovo della terza giunta Zaia arriva dal veneziano. Francesco Calzavara, imprenditore, nato a San Donà di Piave, nell'ultima legislatura regionale, presidente della seconda commissione consiliare permanente, è stato nominato assessore al bilancio e al patrimonio. È un assessorato molto importante in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, e che quindi dovrà avere la capacità, oltre di essere pronto a dare delle risposte su quelle che sono le emergenze, anche molto probabilmente gestire al meglio il Recovery Fund, che sarà la sfida probabilmente dei prossimi mesi. È stato riassettato con alcune deleghe ed è l'assessorato, diciamo, di snodo nevralgico dell'amministrazione. Ha la preparazione per farlo, che ha fatto il sindaco, conosce benissimo una città che lui e con la sua amministrazione, mi ricordo quegli anni nei quali prendevano in mano Jesolo, pensavano alla nuova Miami d'Europa, ci sono riusciti a realizzarla.
Prima dell'arrivo in Consiglio regionale, Calzavara è stato assessore al turismo del comune di Jesolo per 2 mandati, 8 anni, e quindi sindaco per altri 2 mandati dal 2002 al 2012. Un percorso che nasce da un'esperienza amministrativa in una città come Jesolo, che è molto formativa. Poi questi 5 anni in commissione come presidente di commissione abbiamo fatto delle cose importanti, adesso l'approdo al Balbi, più di così non si può, quindi sono naturalmente molto felice e grato al presidente Zaia per questo impegno che mi ha dato e che spero di onorare al meglio per tutti i veneti. Come vi ho detto, dalle 10, questo era Calzavara dunque, ex sindaco di Jesolo e ora assessore al bilancio, come vi ho detto alle 10 è iniziata a Roma, anzi da Roma perché sono collegati in videoconferenza molti, una riunione tra governo e regioni per definire meglio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe apportare nuove restrizioni alla nostra vita, alla vita quotidiana di tutti noi, per cercare con uno sforzo comune di limitare l'aumento di casi positivi al coronavirus. E dicevo che filtrano delle dichiarazioni soprattutto legate al mondo dell'istruzione della scuola, il ministro Azzolina e il ministro Manfredi all'università, che stanno lasciando trapelare insomma delle loro dichiarazioni, che siano loro o qualcuno presente, adesso questo ovviamente non lo so. Per le superiori una parte di didattica digitale è già presente, ha ricordato la ministra Azzolina. Sulla differenziazione degli orari le regioni chiedono al governo di organizzare eventuali adattamenti per le scuole di secondo grado, quindi passa la linea del Ministero dell'Istruzione, nessuna misura generalizzata ma interventi mirati territorio per territorio, concordati con i dirigenti scolastici e le famiglie per decongestionare soprattutto i trasporti e anche altri settori, quindi a quanto pare si interverrà dove ci sono elementi critici, quindi saranno, immagino, responsabilizzate le regioni a questo punto per intervenire. Per le superiori abbiamo detto sì, soprattutto per le superiori avverrà questo. Guardavo se ci sono altre dichiarazioni, che la scuola in presenza è fondamentale per tutti, ma l'avevamo già detto. E poi ecco questo, cioè che la ministra Azzolina ribadisce nel corso dell'incontro che è in corso con le regioni, che la scuola in presenza, quindi con gli alunni presenti in classe, è fondamentale. Uno dei problemi principali però che gli studenti, le scuole, le famiglie, i comuni si sono trovati ad affrontare in queste settimane di ripresa della scuola è quello dei trasporti pubblici, con il timore dell'affollamento, del sovraffollamento, e d'altra parte la difficoltà per i comuni di poter fronteggiare questa emergenza, perché le risorse sono quelle che sono, non sono in grado di raddoppiare i mezzi pubblici. Ecco perché si è parlato di differenziazione degli orari di ingresso. Vediamo allora invece qual è la situazione relativa ai trasporti pubblici a Bassano. A 5 settimane dall'inizio dell'anno scolastico rimane il problema del trasporto degli studenti sui mezzi. L'80% secondo molti dei ragazzi non è ancora sufficiente per garantire il distanziamento. A quanto ci hanno raccontato va ancora peggio sulle navette che da scuola li portano alla stazione, dove l'ammassamento è del tutto senza limiti. Inutile stare distanziati in aula se poi il viaggio lo facciamo gomito a gomito, spiegano con un po' di delusione. E per molti di loro il trasferimento da casa a scuola e viceversa porta via anche 1 ora e mezza o 2 al giorno. Sul tema, che non ha valenza solo cittadina ma sovracomunale, stanno provando a fare qualcosa le istituzioni. In questo momento di Covid molto probabilmente ci vorrebbero molte risorse in più per far sì che i ragazzi potessero essere nel trasporto pubblico trattati anche come sono trattati a scuola. Non demordiamo, qualcosa sta arrivando, è arrivato, ci stiamo lavorando anche noi, stiamo attendendo per alcune soluzioni definitive che le scuole siano in grado di avere un orario definitivo. Vi assicuro che non è facile, però qualche soluzione perlomeno per allentare la troveremo. Sempre sul Covid c'è l'intervento di Brusaferro, che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,
e Silvia Brusaferro dice in alcuni ambiti la diffusione del virus è molto controllata, come la scuola e il lavoro, osserva, il problema è invece come ci aggreghiamo al di fuori di questi momenti. Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamo evitare quello che stiamo vedendo, che abbiamo visto negli altri paesi. I risultati di questi interventi non li vedremo prima di 10-15 giorni, per cui non dobbiamo stupirci se prossimamente vedremo ancora crescere in maniera importante il numero dei positivi. È un po' il riassunto della situazione dalla parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Il problema non è uscire per l'aperitivo, ma il fatto che magari non si fa attenzione a indossare la mascherina. L'età media dei contagi è rimasta sopra i 40 anni nelle ultime 2 o 3 settimane, vuol dire che gli anziani contraggono meno il virus, quindi è la fascia diciamo di età centrale tutto sommato quella che attualmente è più positiva, mentre i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Istruzione al Senato dicono che spiace notare il ritardo con cui molti governatori si stanno muovendo e quindi c'è un'accusa, direi, alle regioni. Vorremmo che le azioni per il potenziamento del trasporto locale perché non sono già iniziate, diciamo così, in alcune delle regioni, si domandano gli esponenti del Movimento 5 Stelle, quindi un po' di tensione mi pare di capire che ci sia con le regioni. Uno dei temi che certamente è all'ordine del giorno nell'incontro in corso a Roma è quello dello sport. Non si esclude di bloccare lo sport dilettantistico di contatto, iniziativa già presa in Lombardia e operativa da ieri. Quindi al centro pastorale di Zelarino sono stati inaugurati con il patriarca Moraglia 2 nuovi campi da calcio. Però insomma diciamo che anche l'occasione è stata l'occasione da parte del patriarca per parlare dello sport tra i giovani. È un patto importante quello tra il Patriarcato di Venezia e i bambini dell'Academy Venezia Football Club. Le due realtà collaboreranno insieme per una scommessa anzitutto educativa per i ragazzi. Lo sport e i suoi valori entrano così nelle parrocchie della diocesi. Questo è il senso dei 2 nuovi campi da calcio realizzati al centro pastorale Cardinale Urbani di Zelarino e inaugurati con la benedizione del patriarca Monsignor Francesco Moraglia alla presenza del sindaco Brugnaro. Lo sport è una scuola che insegna a sapersi relazionare con tutti, con i compagni di squadra, con gli avversari, con l'arbitro, ma innanzitutto con se stessi. Lo sport diventa così anzitutto occasione di crescita umana. Dal campo di gioco si trasferisce nella vita. Insegnare la lealtà, il rispetto, l'accettazione di un risultato. Visione condivisa anche dal primo cittadino. Questi ragazzi, io auguro alla società ovviamente di fare tanti campioni, ma di questi ragazzi pochi diventeranno star, ma tutti diventeranno dei grandi cittadini e questa è la cosa più bella che auguro ovviamente alla società e soprattutto alle famiglie e ai propri obiettivi. È un bel esempio di tenacia e di futuro di Venezia. Sport come scuola per crescere individualmente come cittadini, insomma parole molto belle che ovviamente devono fare i conti con la realtà e allora come dicevo c'è l'ipotesi che alcune discipline sportive debbano per il momento sospendere la loro attività proprio per limitare i contagi, questa è un po' come si può dire, l'obiettivo finale, quindi qualche sacrificio mi sa che ci saranno delle categorie che dovranno farle. Speriamo di no perché come la scuola anche lo sport è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e quindi insomma magari più controlli, più attenzione, ma speriamo che non si debba sospendere nulla. Un altro degli assessori confermati è Elisa De Berti, veronese, che in realtà non solo è stata confermata, ma ha anche ricevuto una carica in più che è quella di vicepresidente della regione. Quindi nel corso della presentazione dei nuovi assessori che è avvenuta ieri a Palazzo Balbi, Luca Zaia appunto ha
conferito alla De Berti il ruolo di vicepresidente. Andiamo un po' a sentirla. Ho ancora il cuore che batte, una bella responsabilità, soprattutto fare il vicepresidente di Luca Zaia, sicuramente non è una cosa semplice, posto che io ho sempre detto che anche fare l'assessore di Luca Zaia non è semplice, perché è un presidente giustamente molto esigente. Elisa De Berti è la nuova vicepresidente della Regione Veneto. Veronese di Bovolone, avvocatessa con una lunga esperienza amministrativa nel Consiglio Comunale di Isola Rizza, di cui è stata sindaco dal 2009 al 2015, anno nel quale entra in Consiglio regionale ed è nominata assessore ai trasporti e alle infrastrutture. Che cosa ha portato secondo lei Luca Zaia a fare questa scelta? Non lo so, dovete chiederlo a lui, non ne ho la più pallida idea, non me l'ha motivata e per me è un onore, ma non mi chiedete le motivazioni perché non me l'ha detto. De Berti racconta che 5 anni fa, assegnandole la delega, Zaia le ha detto: i trasporti in Veneto non funzionano, vedi di farli funzionare. Il nuovo piano regionale dei trasporti, che prevede un incremento del servizio, è stato approvato durante il suo primo mandato. Il secondo sarà dedicato, tra le altre cose, alla sua attuazione, in un periodo però in cui anche questo settore risente dell'allarme coronavirus. In questo momento sono un po' visti come l'untore in questo momento di Covid, però insomma i numeri dicono esattamente il contrario. Viaggiare in Veneto e viaggiare sui mezzi di trasporto è sicuro. Per quanto riguarda le infrastrutture, la mia sfida, il mio chiodo fisso è quella dell'autostrada gestita dalla regione, autostrada pubblica gestita dalla regione. Per me è il progetto del futuro che potrebbe veramente fare la differenza in Veneto, attuando una forma di autonomia indiretta senza andare a toccare un euro di quelli che sono le risorse dello Stato, e su CAV possiamo fare veramente la differenza. Quindi alcune linee guida dell'assessore De Berti, insomma, le auguriamo di arrivare a un ministero prima o poi. Per il momento assessore ai trasporti, assessore regionale, ci ha un po' anticipato quali sono le sue priorità e insomma, i suoi traguardi futuri in giunta. A proposito di ministri, invece, vi ribadisco che dalle 10 circa è in corso a Roma un incontro tra il governo e le regioni per stabilire insieme le linee guida del nuovo DPCM che verrà varato in giornata e che porterà certamente delle restrizioni e delle limitazioni per frenare la curva dei contagi. Intanto escono altre dichiarazioni. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che è anche vicepresidente della Conferenza delle Regioni, ha chiesto, l'ha detto lui, l'ha dichiarato lui, abbiamo chiesto di non intervenire penalizzando ulteriormente i locali pubblici con altre riduzioni d'orario. E poi hanno chiesto le regioni al governo più didattica a distanza, a rotazione per i ragazzi degli ultimi anni, quindi per i più grandi. La Liguria già usa i bus turistici dove si può e dove è utile, ma per alleggerire i mezzi pubblici serve anche scaglionare gli ingressi nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Questa quindi è un'altra dichiarazione, non so se abbiano finito l'incontro, ma perché è una dichiarazione proprio tra virgolette, diciamo così, del presidente della regione Liguria Toti, quindi può darsi che abbiano finito e che adesso stiano facendo un po' il riassunto di quello che è stato detto, e naturalmente nelle prossime ore attendiamo proprio il varo vero e proprio di questo DPCM. 12:31 minuti di domenica 18 ottobre, ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo insieme. (12:34), ben ritrovati, domenica 18 ottobre, siamo insieme fino all'una, fino alle 13, stiamo un po' ripercorrendo quello che è accaduto ieri in Veneto, partendo dalla nomina della nuova giunta da parte del governatore Luca Zaia, però stiamo anche raccontandovi che a Roma è in corso un incontro tra il governo e le regioni per scrivere insieme il decreto che verrà presentato in giornata sulle restrizioni. I dati del Covid sono arrivati, i dati veneti, li abbiamo mostrati a inizio trasmissione, ma insomma ve li rifaccio vedere. Sono dati che parlano di 394 nuovi casi positivi in Veneto durante la notte. Il numero più alto è a Vicenza con 111, poi Treviso 99
e poi a seguire Padova 75 e via via le altre province. Per quanto riguarda invece i ricoveri in area non critica sono 27 quelli nuovi, anche se facevo notare che 18 vengono da Vicenza, quindi in realtà gli altri 9 sono distribuiti tra le varie province, in particolare 5 a Valdagno, negli ospedali di Valdagno, e poi 2 a Verona, anzi 4 a Verona. Quindi questo 18 che è un dato un po' anomalo, concentrato su Vicenza, da capire perché. Le terapie intensive non sono variate, quindi rimangono gli stessi ricoveri di ieri, 44 52 da ieri sera non sono cambiati. Purtroppo sono cambiati i valori dei decessi perché ci sono 3 persone in più che non ce l'hanno fatta, che sono state colpite dal Covid. Per quanto riguarda l'incontro, sì, che è in corso a Roma, non ci sono altre dichiarazioni. Poco fa abbiamo letto del governatore Totti, che ha chiesto al governo di non penalizzare ulteriormente i locali e di scaglionare le scuole, gli ingressi a scuola, utilizzando di più la didattica a distanza. Questa è una richiesta che viene quindi dal mondo delle regioni. Parlando di contagi e sentendo un po' cosa dice la scienza su questo, abbiamo sentito il virologo di fama mondiale Giorgio Palù che dice che bisogna abbassare la curva dell'incidenza e Palù parla anche dell'ipotesi di un lockdown a Natale, un'ipotesi che era circolata nelle scorse ore. Sentiamo. Dobbiamo abbassare questa curva dell'incidenza, più possibile, tenerla più bassa possibile, perché dobbiamo tenerla più bassa fino alla primavera, almeno quando le condizioni per la diffusione del virus cominceranno ad essere un po' più difficili. Questa è la priorità per Giorgio Palù, tra i massimi esperti di virologia a livello internazionale, nei giorni in cui la curva dell'incidenza del Covid è cresciuta esponenzialmente in Italia e a nord-est. L'andamento esponenziale significa che in Italia mediamente ormai quasi l'11% dei tamponi effettuati sui nuovi soggetti è positivo. Quindi siamo passati dall'1% all'11% con un incremento di tipo esponenziale. Gli altri 2 parametri che danno la misura di una pandemia insieme all'incidenza, spiega sempre Palù, sono morbosità e letalità, fattori ancora sotto controllo come dimostra l'alto tasso di asintomatici e il basso numero di posti letto di terapia intensiva occupati, ma l'autunno è lungo e le misure di prevenzione vanno intensificate. Ridurre il più possibile l'affollamento con le misure che sta prendendo il governo e poi, se necessario, dei lockdown che dovranno per forza essere localizzati nello spazio-tempo. Mi pare che una cosa il Veneto l'abbia già sperimentata in Comelico con successo. Ma un conto è un nuovo giro di vite o un lockdown territoriale, un altro un possibile lockdown generale, magari a Natale come ipotizzato da Andrea Crisanti. Qui Palù diventa tranchant. Io mi domando, e voi dovreste domandarti, che siete responsabili della comunicazione, come mai si dà fede e credito a certe dichiarazioni. Uno scienziato, uno che si occupa di scienza, dovrebbe occuparsi di scienza e non di questioni politiche. Lasciamole fare ai politici queste scelte. Seconda cosa, chi è Andrea Crisanti? Credo di averlo già detto, è uno zanzarologo, cioè un entomologo, è esperto della riproduzione sessuata di malaria. A che titolo, con quale competenza e a che base? Non usa mezzi termini, Palù per appunto dare un parere, un'opinione sulle dichiarazioni di Andrea Crisanti. È sempre in corso l'incontro a Roma tra governo e regioni. I nodi, insomma, l'abbiamo capito che i nodi del contendere sono la scuola e i trasporti, quindi scuola con richiesta di didattica a distanza o con ingressi, con orari diversi di ingresso, specialmente per gli studenti più vecchi, tra virgolette, cioè quelli degli ultimi anni delle scuole superiori, e i trasporti per il pericolo di affollamento. Quindi su questi 2 temi, probabilmente si stanno confrontando governo e regioni. Immagino che allora l'incontro non sia finito, non sia completato, ci sono questi nodi da risolvere, ci sono probabilmente degli angoli da smussare e quindi non sappiamo ancora quando
ma dovrebbe essere comunque nel corso della giornata, verrà presentato questo nuovo DPCM con le nuove restrizioni. Purtroppo il coronavirus ha creato anche molti nuovi poveri, una povertà che è aumentata con il virus. Il parroco di Carpenedo, siamo nel veneziano, Don Gianni Antoniazzi, da sempre in prima fila per assistere i più fragili, fa un'analisi di queste nuove povertà che sono davvero tante, che sono emerse tra Venezia e Mestre. Giornata mondiale contro la povertà. Il rapporto della Caritas parla di un'incidenza da maggio a settembre dei nuovi poveri per effetto dell'emergenza Covid, passata dal 31% al 45% su scala nazionale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, aumento che viene rilevato anche dalle associazioni attive sul territorio veneziano rivolte ai più fragili. Non si parla di numeri ma di tendenza preoccupante di famiglie del posto che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. In questo mese di settembre e ottobre stiamo verificando che tante nostre famiglie, abituate durante l'estate a lavorare anche in modo particolarmente intenso nell'ambito del turismo di Venezia, adesso toccano in qualche modo la soglia della fatica, se non della povertà. È lo strascico del lockdown e del cambiamento generato dall'emergenza sanitaria. Uomini di mezza età che generalmente facevano lavori saltuari, donne che prestavano servizio stagionale per le pulizie e per la ristorazione, non avendo lavorato quest'estate adesso si trovano in grande difficoltà. Per loro è stata organizzata una raccolta di generi alimentari davanti ai supermercati che saranno distribuiti nei centri del Don Vecchi. Nuove povertà che si allineano alle fasi tracciate dal Covid, quelle che analizza Don Gianni Antoniazzi, presidente dell'associazione Carpinetum, da sempre impegnata in iniziative solidali come la costruzione del centro di raccolta e distribuzione di generi alimentari e non solo per persone bisognose. A giugno, luglio e agosto abbiamo visto sparire quasi le persone che dall'estero venivano in Italia a cercare lavoro, perché forse noi italiani abbiamo toccato con mano qui a Mestre e a Venezia quel lavoro stagionale che abitualmente impegnava tante persone era venuto meno. Questi sono gli effetti collaterali del Covid, non certo notizie positive che arrivano, e quindi debellare il Covid servirebbe anche al più presto ad aiutare, insomma, a risollevarsi le famiglie che hanno incontrato queste grosse difficoltà a causa della pandemia. Quindi davvero c'è molto volontariato, molte persone che stanno cercando di farsi in quattro per aiutare chi ha bisogno, però sicuramente questo non basterà. Come dicevo, in corso a Roma l'incontro tra il governo e le regioni chiedono palestre aperte e locali chiusi solo alle 24, quindi limitare al massimo i disagi per chi opera in questi settori. Le palestre aperte, perché ovviamente è un settore importantissimo anche questo, e poi si era parlato di chiusura alle 23 dei locali, e invece le regioni hanno chiesto di chiuderli alle 24. Adesso ovviamente starà poi al governo un po' riassumere, un po' sintetizzare, un po' cercare di arrivare ad un compromesso, perché è questo che si chiede, un compromesso che possa, tra virgolette, accontentare sia le regioni, sia gli scienziati, o meglio, sia chi sta combattendo in prima linea la pandemia e quindi il coronavirus. Un altro degli assessori che è rimasto assessore ed è rimasto assessore anche con le stesse cariche è Manuela Lanzarin, che aveva sanità e servizi sociali e che è rimasta, diciamo, titolare di queste cariche. Sentiamola. Una grande responsabilità, proprio perché quando parliamo di salute dei cittadini è il bene principale, insomma il bene principe di tutti noi. Oggi ancora di più, visto che siamo ancora nell'emergenza e stiamo affrontando questa seconda ondata. Questa seconda ondata però consapevoli che siamo pronti, che si è lavorato molto, che la macchina organizzativa sanitaria c'è e che è pronta a affrontare anche quelli che saranno appunto i numeri e soprattutto l'andamento di questa seconda fase. Sicuramente oggi, se parliamo di sanità, di sociosanitario, non possiamo permetterci di perdere tempo. Leggevo di una maxi, avete sentito Manuela Lanzarin, io intanto stavo leggendo
una maxi festa della vela con 190 maxi yacht e altre imbarcazioni d'altura, che è una rappresentazione, insomma, di una manifestazione che ha concluso oggi la stagione nautica nazionale a Venezia. Si chiama Veneziana 2020, questo appuntamento clou dopo che è stata sospesa, ricorderete, la settimana scorsa la barcolana per il maltempo. Quindi questa manifestazione che si è invece potuta svolgere a Venezia, visto il successo di Porto Piccolo di Claudio De Martis nella categoria Maxi Overall, ed era la 13ª edizione, come avete sentito, 190 Maxi Yacht. Sono le 12:46, sì, domenica 18 ottobre, ci fermiamo ancora per un attimo e poi torniamo insieme per l'ultima parte di questo Focus TG. 12:51, bentornati a Focus TG, ancora qualche minuto insieme. Vi abbiamo raccontato dell'incontro in corso tra governo e enti locali, soprattutto regioni, per definire il decreto che poi verrà varato in giornata. Le palestre non sono ancora state chiuse, nel senso che non c'è nulla di definito, trapela dall'incontro sulla questione palestre, perché ancora non c'è un'evidenza scientifica che in palestra possano esplodere dei focolai, quindi è ancora sotto esame questo aspetto. Gli altri nodi sono sicuramente l'istruzione e i trasporti. Abbiamo parlato della nuova giunta Zaia, varata ieri, 8 assessori, tra cui l'assessore Roberto Marcato dell'Alta Padovana, che viene confermato e che sentiamo. Marcato, un assessorato impegnativo in uno dei momenti più difficili nella storia economica della Regione. Sì, il peso della responsabilità qui è davvero enorme, perché ovviamente dopo la crisi pandemica sociosanitaria l'altra è quella economica, e avere il referato che parla di questo, che tratta questo tema, è davvero una responsabilità enorme, e noi abbiamo l'obbligo morale, etico, amministrativo di aiutare le nostre imprese a sopravvivere e a continuare ad avere una prospettiva economica. L'incertezza è nemica dell'economia? Assolutamente sì, e qui abbiamo anche un nemico che, per quanto lo stiamo studiando, continua ad essere un enigma, non solo nella sua struttura, ma nelle conseguenze. Il governo parla di possibili lockdown, io non voglio nemmeno immaginare, non è possibile che di fronte a un problema noi cerchiamo sempre la via più breve, perché è chiaro che se noi chiudiamo tutto e rimaniamo tutti a casa non c'è contagio, ma non può essere questa la soluzione. Quello che io chiedo al governo è di immaginare prospettive, strategie diverse, perché sono possibili. Questa è la richiesta dell'assessore Marcato, una sfida davvero forte sul piano dell'economia che ci attende in Veneto. In corso l'incontro tra governo e regioni, non ci sono novità, ho appena guardato, non trapelano altre dichiarazioni, quindi probabilmente l'incontro andrà avanti ancora per un bel po', molti i nodi da sciogliere e i punti da esaminare. Prima di salutarci, l'iniziativa a Bassano del comune, che ha deciso di spiegare in un opuscolo cosa sono i virus e il coronavirus, in particolare ai bambini delle scuole elementari, perché non tutti questi bambini sanno davvero di cosa stiamo parlando. I nemici invisibili, come difendersi da virus e coronavirus, è il titolo dell'opuscolo illustrato che il comune di Bassano sta per distribuire ai suoi cittadini più piccoli, i bambini delle scuole primarie. Sono pronte già 2000 copie che saranno consegnate nelle prossime settimane. I bambini, con l'aiuto di mamma e papà, potranno trovare spiegazioni semplici, capire meglio cos'è un virus e cos'è il Covid-19 che li ha tenuti lontani da amici e insegnanti per 2 mesi, come questi nemici si possono fermare e quali sono le regole da seguire per cercare di sconfiggerli. Quindi un'iniziativa rivolta ai più piccoli, purtroppo non c'è niente da sorridere, di che sorridere, perché comunque parliamo del coronavirus e del Covid, però insomma è un'iniziativa che vuole portare ancora più consapevolezza e conoscenza ai bambini, ma immagino di conseguenza anche alle famiglie, quindi come tale sicuramente è un'iniziativa interessante e condivisibile. Guardavo se ci sono altri aggiornamenti sull'incontro regioni
stato? No, non ci sono ancora novità, quindi in attesa di vedere poi nel pomeriggio quali saranno gli esiti dell'incontro. Io vi ringrazio per essere stati con noi, naturalmente continuate a seguirci anche per tutto il pomeriggio e poi torneremo questa sera a vederci per il consueto appuntamento con i telegiornali, ma insomma tanti programmi anche durante il pomeriggio, durante questa domenica 18 ottobre, ci facciamo compagnia fino a stasera, grazie intanto per averci seguito, buon pranzo a questo punto.